Fra l'abitato di Ceneda e la zona industriale di San Giacomo sopravvivono gli ultimi brandelli di paesaggio rurale della pianura cenedese. La bretella li distruggerebbe per sempre. Il progetto della bretella di Ceneda riemerge dall'oblio circa 5 anni fa, con l'acquisto dell'ex Fadalti da parte del gruppo Interal, che ottiene una concessione edilizia molto superiore a quella preesistente. Il centro commerciale che si vuole realizzare ha il problema dell'uscita sulla Lemagna, dove già sfilano circa 20.000 veicoli al giorno. Serve una rotonda. Il nuovo ipermercato, il rettilineo di via Damosto che lo fiancheggia e la rotonda prendono velocemente corpo, abbattendo pure, con memorabile blitz notturno, il distributore Agip segnalato dalla sovrintendenza. Viene detto che la nuova strada è il primo tratto della circonvallazione est-ovest. Ma come può essere una circonvallazione se attraversa la città al suo interno, tra Ceneda e San Giacomo? Si dice pure che la bretella è la via più corta per raggiungere la zona industriale dal casello di Cozzuolo. In realtà è là sotto le rive Caldellivera, che già esiste e basta solo allargare, ad essere la strada più breve. Ma torniamo in via Damosto, all'incrocio con la Bressana. Qui, svoltando a sud tramite una nuova rotonda, si dovrebbe raggiungere la zona industriale. Ecco come si pronunciò al proposito il sovrintendente Monti. Il raccordo previsto tra la rotatoria e l'area industriale interessa un'antica strada interpoderale, la vecchia via Bressana, che negli elementi che la caratterizzano, siepi di acacia, canalette di scolo, costituisce un interessante brano di paesaggio agrario superstite, meritevole di essere conservato e tutelato. Questo collegamento tra la bretella e la zona industriale non è ad oggi stato approvato né finanziato, il che porterebbe tutto il traffico in uscita dal casello sulla rotonda Emisfero, intasando ancor di più la statale e San Giacomo. Oltre la Bressana inizierebbe il sottopasso della ferrovia e del cimitero ebraico, una trincea di 600 metri. Ecco come si pronunciò in merito l'architetto Vecchione della sovrintendenza. Sia la presenza delle rampe, sia il manufatto costituito dalla galleria determinano una pesante alterazione rispetto alla percezione del cimitero nel contesto paesaggistico. Esiste inoltre un serio problema idrogeologico. Tutta la zona, infatti, dove non sono rare le esondazioni di fossati e canalette, è ricchissima d'acqua. Cosa accadrà quando verrà realizzato il sottopasso che farà da diga al deflusso delle acque pedemontane? Così la sovrintendenza si espresse su quest'area. Tutto il territorio agricolo interessato dal passaggio della nuova arteria è segnato da elementi paesaggistici di pregio, come strade interpoderali, filari di alberi, siepi, canalette d'acqua e fossi che ricalcano le maglie dell'antica centuriazione romana e la rendono riconoscibile ancora oggi. Questi elementi sono una preziosa testimonianza della permanenza nel tempo di segni di infrastrutturazione del territorio di antica origine, meritevoli di attenzione e tutela, nonché valorizzazione. Il nuovo tracciato invece attraversa questo territorio in maniera indifferente al contesto, provocando tagli, interruzioni, cesure.
Nel periodo in cui si cominciò a parlare della bretella, la plastomeccanica ottenne il permesso ad espandersi a ridosso del centro abitato, vicina a 2 scuole, senza una viabilità adeguata. Anziché impedire all'azienda di espandersi, si preferì spostare l'asilo Pazienza, da pochi anni ristrutturato e di cui è previsto l'abbattimento. Siamo qui, nella zona del Borgo Vendram. Così ne scrisse la sovrintendenza. Interessante nucleo storico legato all'uso agricolo del territorio, probabilmente risalente al secolo XVII e XVIII e che presenta un considerevole pregio architettonico-paesaggistico. Le valutazioni di questo ufficio sono relative sia all'interferenza visiva della nuova opera nel paesaggio, sia e soprattutto all'alterazione e stravolgimento del territorio agricolo, che costituisce il necessario contesto storico del piccolo borgo, con cui forma un insieme inscindibile. Poco oltre il piccolo borgo, lasciando sulla destra il nuovo Pazienza, costruito sempre a ridosso della futura strada e vicino alla plastomeccanica, ecco il torrente Cervada. Così ne scrisse la sovrintendenza. L'attraversamento del torrente Cervada avviene in corrispondenza della confluenza di un ruscello suo affluente, il Rugolo, con conseguente cancellazione dello stesso e notevole alterazione morfologica di tutta l'area, nonché l'annullamento di tratti paesaggisticamente notevoli. Le posizioni della sovrintendenza, che stava solo svolgendo il suo ruolo istituzionale, determinarono i pesanti attacchi di alcuni politici. Il sovrintendente Monti, pur prossimo al pensionamento, venne destituito e gli subentrò per alcuni mesi un sostituto che diede il nulla osta al progetto definitivo del solo tratto Casello-Emisfero. Negli ultimi anni vari comitati ed il consiglio di quartiere si sono opposti alla bretella, spiegando i motivi finanziari, urbanistici, culturali ed ambientali che rendono scellerato questo progetto. È inoltre già scritto nel preliminare del nuovo piano regolatore della città che si vuole ampliare la zona industriale fino all'abitato di Ceneda, cementificando così gli ultimi brandelli di paesaggio rurale superstite. I comitati propongono, come soluzione ai problemi di traffico esistenti, che venga allargata la direttrice sotto le rive Caldelivera. Sono pure favorevoli alle proposte di A27 aperta o liberalizzata, con un nuovo accesso a Scomigo-Cervada. Quando una comunità non difende il proprio patrimonio culturale, storico ed ambientale, rinuncia alla propria stessa identità e si condanna ad una lenta ma inevitabile estinzione.